Il Green Pass in tabaccheria, sì, diciamo che è importante intanto avere il Green Pass in generale, però tabaccheria è un ambiente dove il cliente sa già quello che vuole, è una toccata e fuga. Essendo da sola anche in negozio farei fatica a richiedere il Green Pass per un secondo che viene dentro a chiedere o la marca da bollo o la sigaretta. Sicuramente è una scomodità in più per chi lavora, però se deve servire a tenere più controllata la situazione, si fa quel che si deve fare. Tabaccai vicentini sul piede di guerra sottolineano il problema relativo ai controlli sul Green Pass qualora il DPCM in arrivo inserisse anche i tabacchi nella lista delle attività commerciali in cui dal 1° febbraio sarà richiesta la certificazione verde. Qui è un passaggio veloce, la gente entra, compra ed esce, non è che si ferma dentro a chiacchierare come può essere al bar. Quindi è una cosa piuttosto veloce. Centinaia di clienti che entrano ogni giorno nelle rivendite per una manciata di secondi, i tabaccai che per motivi di sicurezza non possono uscire dal retro del bancone e molto spesso lavorano da soli, rivendicano anche l'essere servizi essenziali rimasti aperti anche nel pieno del lockdown. Siamo considerati tuttora servizi essenziali appunto perché lavoriamo con il comune o comunque con lo Stato e sì, è importante. Nuova stretta che sarà definita a breve, per cui molti vicentini si esprimono favorevolmente. I tabaccai sono luoghi chiusi come tutti gli altri negozi, quindi secondo me bisognerebbe avere lo stesso atteggiamento, le stesse norme. Io non farei tante distinzioni perché diventa difficile anche ricordarsi tutte le differenziazioni, insomma, quindi per me, insomma, se occorre il Green Pass entro dappertutto. E intanto dal 20 gennaio, come stabilito dall'ultimo decreto in vigore, saranno barbieri, parrucchieri ed estetisti a dover chiedere il Green Pass ai loro clienti. Un bel problema il Green Pass perché ci blocca un po' il lavoro, perché dobbiamo fermarci, controllare e va bene, utile ovviamente per non impestarci di questa malattia. E va bene sì, però complica poi il lavoro. Ma secondo lei i clienti che non ce l'hanno non verranno più? Cosa vi hanno detto? Probabilmente quelli Vax purtroppo non verranno, dunque è una perdita di lavoro